Adesione massiccia allo sciopero di 4 ore dei lavoratori degli aeroporti veneti, promosso da tutte le sigle sindacali. Al Marco Polo si sono fermati in migliaia per richiamare l'attenzione, in particolare della Regione, sui loro problemi. Che la Regione deve attivare tutte le misure di politica attiva e del lavoro per provare a sostenere questo settore, ma contemporaneamente la Regione può anche immaginare e attivare degli ammortizzatori sociali per chi l'ammortizzatore sociale non l'ha ancora avuto. Chi sono? Sono purtroppo gli stagionali. Gli stagionali da 1 anno e mezzo non hanno nessun tipo di ammortizzatore di sostegno economico. Da marzo 2020 i dipendenti della Save hanno lavorato non più di 5 giorni al mese. Più grave è la situazione degli stagionali, tra questi gli addetti alla sicurezza dell'aeroporto. La Triveneta Sicurezza già ci ha annunciato che alcuni servizi della Triveneta Sicurezza saranno affidati a un istituto di vigilanza esterno. Quindi non richiamerà i stagionali, i determinati, che stanno a casa da 1 anno e mezzo senza nessun paracadute sociale e senza retribuzione. Chiediamo che i lavoratori determinati vengano richiamati, stanno da 1 anno e mezzo, hanno fatto 4-5 anni di aeroporto e non è possibile che l'azienda Save, in questo caso di Triveneta Sicurezza, si comporti in questo modo. I lavoratori aeroportuali precari sarebbero migliaia in Veneto, 1500 solo al Marco Polo. Sono fermi da novembre 2019, senza tutele, nonostante gli anni di esperienza. Mentre nel turismo la stagionalità è stata sostenuta, il pezzettino che riguarda l'ambito aeroportuale non ha avuto nessun tipo di sostegno. I sindacati chiedono una regia della Regione per i problemi dei tanti lavoratori degli aeroporti veneti. Per far sì che i lavoratori abbiano un minimo di prospettiva futura. Sono migliaia e migliaia di persone, i numeri probabilmente sfuggono ai più, ma sono migliaia di persone.